Domenica prossima la comunità antoniana celebra la festa della lingua, che è la seconda più importante dopo il 13 giugno. Sant'Antonio continua a parlare alla gente. Certo, forse proprio il nome della festa ci aiuta a riflettere su questo, sulla capacità, la forza di Sant'Antonio di parlare. Parlava mentre era in vita, continua a parlare ancora oggi perché il suo messaggio si diffonde sempre all'insegna di una pace da costruire, di una riconciliazione da edificare. Questa festa è legata alla tradizione, no alla tradizione, al ritrovamento della lingua incorrotta durante la prima ricognizione delle sue spoglie. Sì, circa 30 anni dopo la morte di Sant'Antonio, 1263, l'allora generale dell'ordine San Bonaventura, appunto, aprendo il sarcofago del santo, scopre che la sua lingua è incorrotta. Un prodigio che poi è durato anche nel corso dei secoli. Possiamo ancora osservare la lingua. Già allora il generale San Bonaventura aveva intuito come questa lingua incorrotta potesse parlarci di questo stile di Antonio che utilizza la sua capacità di parlare per diffondere il Vangelo, per lodare, ringraziare e benedire. La tomba del santo, la cappella delle reliquie sono i luoghi centrali della basilica di Sant'Antonio. L'anno scorso si è sfiorato il 1.000.000 di persone che sono entrate nella cappella delle reliquie. Se stiamo ai numeri dobbiamo forse aumentarli ancora di molto rispetto a quelli ufficiali, nel senso che non tutte le persone vengono quantificate, molte persone si avvicinano alla lingua pur uscendo dai meccanismi di conteggio, ma al di là dei numeri in senso stretto credo che noi abbiamo ancora bisogno di segni tangibili, visibili, di una santità che ci ha preceduto e che ci richiama a metterci sugli stessi passi, i passi di Antonio, ma anche di tanti nostri fratelli e sorelle che venendo qui a Padova hanno testimoniato la loro devozione e la loro fede.